Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. «73 anni fa la liberazione dal nazifascismo, celebrazione in tutta la Calabria per il 25 aprile. Luogo simbolo il campo Ferramonti di Tarsia, le toccanti testimonianze di ex internati e partigiani». Quale futuro per la diga dell'Esaro? Da anni si attende il completamento. Pomeriggio al San Vito Marulla dedicato a Denis Bergamini, la sorella, i compagni di squadra e il suo allenatore, insieme per ricordarlo, aspettando gli esiti del procedimento in corso a Castrovillari. Commissione dell'Unical al lavoro dopo il presunto caso della tesi copiata. Il rettore Crisci dice verifiche in corso. Sulla Costa degli Dei il campionato di vele d'altura, 8 le prove disputate e lotta a 2 per la vittoria finale. Buonasera da Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo delle celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo, iniziative in tutta la regione, luogo simbolo il campo di Ferramonti di Tarsia nel Cosentino, le toccanti testimonianze di ex internati e partigiani. Sentiamo. 73 anni fa la liberazione dal nazifascismo. In Calabria, luogo simbolo del 25 aprile, è il Ferramonti di Tarsia. Fu un campo di internamento per ebrei costituito da 92 capannoni situati in un perimetro di circa 160.000 metri quadri nei pressi del fiume Crati. All'interno del campo la vita non era facile, ma era ben lontana da quelle in cui vi erano costretti gli ebrei imprigionati nei campi di concentramento tedeschi, ma era pur sempre un luogo di prigionia e con la giornata di oggi si vuole ricordare il valore della libertà. Tra le testimonianze anche quella di Luigi Quintieri, che ha raccontato la sua esperienza di resistenza passiva messa in atto dagli internati militari italiani nei lager nazisti. Per poter raccontare ciò che ho passato ci vogliono più di una giornata a dire tutto il mio passato, delle sofferenze, del dispiacere, di essere lontano dalla famiglia e che io piangevo tutti i giorni, anche quando era nei campi di sterminio, di cui c'erano anche degli ebrei, come ne trattavano a noi tedeschi, quei barbari tedeschi e fascisti. E guarda, è stata così dolorosa che io non riesco a capire come erano incoscienti. Purtroppo anche io mi rivolgo agli italiani dei fascisti che ci trattavano ugualmente come ci trattavano i tedeschi a noi nella caduta della capitolazione d'Italia. E da Tarsia a Catanzaro con il commovente racconto nel corso della manifestazione per celebrare il 25 aprile di un ex partigiano. Mi auguro che i giovani capiscano quello che abbiamo fatto, il sangue che hanno versato i nostri ragazzi. La gente ancora si porta delle ferite addosso per dare la libertà all'Italia. Io l'ho subita, l'angheria dei tedeschi, con quale angheria, con quale spavalderia poi ci trattavano come animali. Io avevo 19 anni e ho fatto questa scelta di andare in montagna, ma è stata una scelta così all'improvviso. Nessuno mi ha obbligato, non eravamo pagati, dormivamo per terra, in mezzo alla neve, morti di freddo, non avevamo equipaggiamento, non avevamo niente. E anche a Catanzaro sono stati ribaditi i valori da trasmettere alle giovani generazioni. Oggi sono presenti per l'alzabandiera e l'onore ai caduti, persone che sono morte per la nostra libertà, per la nostra pace, per la nostra Costituzione. Sono coinvolte tutte le istituzioni e le autorità civili e militari, ma anche l'ANPI, con la presenza di Carlo Manenti è importantissima per noi. Celebrarlo con determinazione, celebrarlo anche con serenità, significa anche cominciare a creare una grande saldatura con le giovani generazioni. Saldatura che però ha bisogno di esempi di rigore e di coerenza per servire bene un territorio.
Ed ora vi mostriamo lo sfregio ai danni della struttura che a Gioiosa Ionica è adibita a luogo di incontro per migranti. Persone non identificate hanno compiuto un atto di vandalismo, incidendo una svastica su una delle pareti del centro, gestito dalla rete dei comuni solidari. La struttura, prima di essere presa in gestione dalla Recosol, era in stato di abbandono. La svastica è stata tracciata, la vedete proprio sul volto di un bambino di colore raffigurato nel murales disegnato sulla parete presa di mira dai vandali e che simboleggia l'accoglienza. Il murales realizzato dall'artista Emilio Famelli raffigura un padre che tiene in braccio il figlio. In tempi in cui i peggiori populismi fanno proseliti e guadagnano consenso smisurato, non si possono ignorare questi gesti simbolici ed estremamente gravi, ha commentato Giovanni Maiolo del gruppo di coordinamento nazionale della Recosol. Cambiamo adesso argomento, torniamo ad occuparci della diga dell'Esaro, perché da anni si attende il completamento. Ma sarà il futuro dell'opera? Sentiamo. A metà degli anni 70 la Cassa per il Mezzogiorno progetta e finanzia un'opera strategica per la Calabria citeriore. 1,5 milioni di metri cubi, un bacino lungo oltre 4 chilometri, una diga alta 120 metri, una spesa di circa 100 miliardi del vecchio conio. Investe le migliori competenze ingegneristiche del paese, lo studio Trevisan di Padova, per prevenire il fabbisogno di acqua potabile industriale della città di Cosenza e della piana di Sibari. Nell'82 si avvia il bando di gara e l'aggiudicazione è fatta da un pool di imprese che vedono capofila la Lodigiani. È un'opera imponente, 3 miliardi di lire per indennità di esproprio e l'area è trasferita alla Cassa. Nell'84 la ditta aggiudicataria è immessa nell'area ma non è ancora posta in condizioni di avviare i lavori per via della progettazione ed approvazione di alcune perizie di variante. Tempi di esecuzione previsti 1700 giorni, nel mentre la Cassa per il Mezzogiorno è messa in liquidazione. Il contratto è ceduto al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati. Il pool di imprese vi acconsente. Finalmente nel 1986 i lavori possono partire con il respiro e l'impegno necessari per realizzare un'opera di questo genere. Accade l'incidente di cantiere. Una frana sulla sponda destra dell'Invaso, dicembre del 1987. Il cantiere è in stand-by e non c'è produzione. Si attende la primavera. Tutto passa nella competenza della Regione Calabria, la quale impegna circa 70 milioni di euro per reimpostare l'opera. Una diga da realizzare in 2 fasi, una prima con la costruzione di un pulvino alto circa 20 metri ed una seconda con la costruzione della diga dopo aver rinvenuto i fondi per il completamento dell'opera. L'opera è aggiudicata all'impresa Torno, qui i dati sfumano. Ciò che è certo è che l'aggiudicataria fallisce. La Regione ha verificato l'intervento e smarrito l'investimento. Nel 2011 il CIPE stanzia nuovi 130 milioni di euro per la medesima opera, ma nel 2013 lo stanziamento è destinato alle Ferrovie della Calabria per circa 65 milioni. Ad oggi circa 260 milioni di euro spesi, una trincea di circa 4 km quadrati con macchine da cantiere ferme dal 2005 e la città di Cosenza e la piana di Sibari senza acqua. Se si vuole avere un'idea di ciò che sarebbe accaduto nella Valle dell'Esaro, valutate gli indici di sviluppo della vicina Senise, vi sarà un politico capace di superare l'attrito di Primo Distacco? Cambiamo ancora argomento ricordando Denis. L'evento organizzato dalla Academy Bergamini ha portato al San Vito Marulla gli ex compagni del calciatore scomparso Gianni Di Marzio e tanti altri rossoblù degli ultimi 30 anni. Un modo per ricordare il numero 8 e ritrovarsi ancora una volta sul prato dove sono state scritte pagine indimenticabili del calcio cosentino, naturalmente con uno sguardo al procedimento in corso nel Tribunale di Castrovillari. Gianluca Pasqua, sentiamo. Non è un memorial, è qualcosa di più. Il ricordo di Denis Bergamini è un tuffo nel passato e uno spiraglio sul futuro. La morte del centrocampista rossoblù ha legato indissolubilmente un gruppo di uomini già uniti dal calcio, dalla passione e dai successi, dall'amore per una città e la sua gente. Il caso Bergamini è ancora aperto, è un motivo in più per tenere viva l'attenzione e aspettare con fiducia l'esito del procedimento in corso presso il Tribunale di Castrovillari. Diciamo che la prima verità è già uscita e ha parlato il corpo di Denis, non ha parlato nessun altro. E quindi mio fratello è stato ucciso,
È stato ucciso nel modo peggiore perché non si è avuto rispetto neanche di un corpo. Quindi la dimostrazione diciamo, di questi eventi è di una città che non ci sta più a essere soffocata. E credo che questa sia la cosa più bella come riscatto per una vita diversa per tutti. Sono fiduciosa nell'operato, ripeto, di questa procura, però non sono disposta a perdonare nulla a nessuno. È un tarlo nella testa e nel cuore dei suoi ex compagni che li ha accompagnati per questi lunghi anni. In campo ci si diverte come un tempo, ma il vuoto lasciato da Donato va colmato, almeno con la verità. Lui era il filo conduttore del gruppo, era sempre uno di quelli che teneva banco, che aiutava chi aveva bisogno, e la città poi, quando lui è venuto a mancare, si è aggregata ancora di più a questo connubio squadra e città. Noi siamo orgogliosi di rappresentare i colori rosso-blu allora e oggi. Dubbi non ce n'erano sulla morte di Donato Bergamini, noi eravamo sicuri che non poteva essersi suicidato. Ora si tratta di sapere chi sono i colpevoli e magari anche mandanti. Quella squadra ha fatto la storia del calcio cosentino. Il segreto ce lo spiega il condottiero dell'epoca, Gianni Di Marzio. Una squadra eccezionale che giocava un calcio ammirevole, un calcio che avevamo anticipato i tempi. Lombardo terzino sinistro che spingeva elegante con un bel piede, Urban rapido, svelto in mezzo al campo, Dennis rapido anche lui un po' alla Nedved, Lucchetti, Padovano che faceva i tagli. Quindi abbiamo fatto una squadra, Marino stesso, una squadra forte, ecco, devo dire, che ha divertito tutti. E in questo stato di oggi che noi ci riportiamo con i ricordi, è chiaro che dobbiamo vivere anche di presente e di futuro. Ci hanno aspettati in 20.000 e 25.000 a mezzanotte dopo il ritorno di Francavilla. Quindi Dennis per noi ci rimane nel cuore ed è stata veramente una tragedia. Cambiamo ancora argomento all'Unical adesso per parlare del presunto caso di plagio scoperto grazie ad un software. La commissione nominata dal rettore è già al lavoro, le verifiche però sono ancora in corso. Isabella Roccamo, sentiamo. Dopo il clamore suscitato dalla sospensione della seduta di laurea all'Unical per un presunto caso di plagio, la commissione al lavoro, la tesi presentata da una giovane laureanda in giurisprudenza infatti sarebbe stata copiata al 96% da un documento presente su internet. L'elaborato non ha convinto il presidente della commissione che valuta i laureandi, il professor Enrico Caterini, ordinario di diritto privato, che ha bloccato tutto e così al momento per la candidata niente spumante né confetti rossi, ma bisognerà attendere l'esito delle verifiche. C'è una segnalazione di un possibile plagio di una tesi nel corso di laurea in giurisprudenza e niente, ho messo su una commissione di professori della materia che ora ci dovranno dire se è vero o no, se è vero in che percentuale, eccetera, eccetera. Con l'imperversare di internet io credo dobbiamo porre un po' più di attenzione ora su questo lato dell'acquisizione di pezzi di tesi altrui che vengono inserite nelle tesi. Quindi anche se è uno spiacevole episodio, però apre delle questioni e ci costringe a riflettere su un malcostume che potrebbe essere un caso isolato, se fosse vero, oppure una cosa abbastanza diffusa. Il presunto copia e incolla è stato scoperto grazie ad un software utilizzato in molti atenei italiani che permette ai docenti di verificare l'uso corretto delle fonti. Un programma che con tutte le velocità che ora si possa ottenere sul web, è un programma che giocando su parole chiave fa uno screening del testo in esame confrontandolo su tutto quello che c'è in rete e quindi se trova delle similitudini spinte ce lo segnala. Poi una cosa è il programma informatico, una cosa è la realtà, bisogna sempre verificare. Restiamo a Rende, in particolar modo all'Unical, perché anche quest'anno il coordinamento dei corsi di laurea in biologia e scienze tecnologiche e biologiche, l'Ordine Nazionale dei Biologi, hanno organizzato il corso per la preparazione all'esame di Stato per la professione di biologo. Il corso è gratuito e l'unico organizzato ufficialmente dal coordinamento dei corsi di laurea in biologia e scienze tecnologie biologiche, dal Dipartimento di BEST dell'Università della Calabria e dall'Ordine Nazionale dei Biologi. Sentiamo.
Inaugurato all'Unical un corso per sostenere gli esami di stato di abilitazione per la professione dei biologi. 7 gli incontri previsti fino al prossimo giugno. Il presidente nazionale illustra quali sono le prerogative e le difficoltà. Tutte le nuove prospettive sia della riorganizzazione dell'ordine sia del passaggio della professione del biologo tra il novero delle professioni sanitarie. Il che tra le altre cose darà luogo alla organizzazione di delegazioni regionali dell'ordine e quindi al decentramento amministrativo dell'ordine e alla possibilità che in ciascuna regione i biologi si possano organizzare autonomamente, eleggere i propri dirigenti ed avere una più spiccata capacità di enucleare i problemi che in ogni regione sono specifici e diversi da una regione all'altra. Ma qual è oggi il ruolo del biologo? La sfera è molto vasta. La facoltà di scienze biologiche offre ovviamente con le adeguate specializzazioni ed approfondimento tutta una vasta gamma di attività professionali da poter svolgere. Una giornata di incontri e dibattiti per sostenere il passaggio dei biologi alle professioni sanitarie. Questo deve significare per noi, dopo 50 anni dalla fondazione dell'Ordine, un nuovo inizio. Significherà, lo spero a titolo personale e non solo, significherà un recupero della nostra dignità professionale, perché fino ad oggi siamo sempre stati un po' considerate delle cenerentole rispetto ad altre figure professionali, in particolare rispetto ai medici, e soprattutto, e l'altra cosa importante che vorrei dire è che questo deve segnare l'inizio di un nuovo ordine dei biologi inteso come un ordine unitario che deve comprendere davvero tutti i biologi che lavorano in qualunque campo, in qualunque settore, dall'ospedale agli istituti di ricerca, alle scuole, ai laboratori di analisi privati e quant'altro. Ed ora la cronaca con una notizia: ritenuto responsabile di 273 violazioni, di cui 143 contro siti istituzionali per intercettazioni, interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. A San Giorgio Albanese, nel Cosentino, la polizia postale ha eseguito una perquisizione nei confronti di un giovane di 28 anni. Il provvedimento è eseguito nell'abitazione in cui il giovane risiede insieme ai genitori, con l'ausilio della sezione polizia postale di Cosenza e il supporto logistico dei carabinieri. È stato emesso dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha coordinato l'indagine. L'operazione, denominata Power Off, era stata avviata nel 2017 dalla National High Tech Crime Unit della Polizia dei Paesi Bassi nei confronti di alcuni amministratori di un sito attraverso il quale è possibile acquistare e utilizzare servizi cosiddetti di stress test, programmi informatici cioè usati per verificare ma soprattutto superare le protezioni dei sistemi informatici. 2 fratelli di Corigliano sono finiti in manette per droga, una donna invaghita del suo dentista, e poi queste altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. 2 fratelli, uno di 19 anni e uno di 21, di Corigliano, sono finiti in manette per detenzione di sostanze stupefacenti. I carabinieri di Corigliano, durante una perquisizione, hanno rinvenuto in un immobile della stanza da letto di uno dei due diverse centinaia di euro in contanti e nel garage un sacchetto sottovuoto con una dose di marijuana e una scatola per calzature contenente 155 dosi di marijuana già divise e pronte per essere smerciate, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e dei rotoli di cellophane. Per i due, entrambi incensurati, è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di comparire in tribunale per essere giudicati con rito direttissimo. Si era invaghita del suo dentista e lo ha corteggiato per anni. Messaggi, lettere, appostamenti e tutto il repertorio che una donna innamorata può utilizzare per convincere l'altro a cedere alle lusinghe. Ma il professionista, sposato e padre, ha respinto quel colpo di fulmine rivolgendosi al tribunale di Reggio Calabria quando le avanzi sono fatte troppo insistenti. Alla donna, un'impiegata residente in un comune dell'Ametino, il giudice ha imposto l'obbligo di dimora. Il suo comportamento non costituisce minaccia ma una fastidiosa ossessione.
I vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Soverato, sono intervenuti per l'incendio di un'autovettura avvenuto in Viale delle Rose nella frazione di Squillace Lido. L'autovettura in fiamme, una Fiat Punto, ha subito danni in tutta la parte anteriore. L'intervento dei vigili del fuoco è servito allo spegnimento del rogo e ha evitato il propagarsi delle fiamme. Le sale da gioco al centro di un controllo eseguito dagli agenti della divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dei loro colleghi della squadra mobile di Reggio Calabria. La polizia è intervenuta in 2 attività del centro cittadino, verificando una trentina di slot machine. In entrambe le attività sono state contestate delle sanzioni amministrative per violazione delle prescrizioni della tabella dei giochi e per l'impiego di lavoratori irregolari. Adesso a Cosenza, perché l'artista catanzarese Giuseppe Negro è il protagonista di un'originale installazione visitabile al Museo dei Bretti e degli Enotri della città dei Bruzzi. Vediamo. Il Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza apre le porte fino al 20 maggio al secondo momento dedicato a Capovolto, un'installazione dell'artista catanzarese Giuseppe Negro che vuole essere un omaggio alla città abruzia. Il mio soffitto è un omaggio a Cosenza, tra altre cose un omaggio anche a questo museo dove ho lavorato in uno stato iniziatico in cui appunto nacque il Museo dei Bretti e degli Enotri. È una sorta di segmento che si muove nello spazio dove dovrebbe richiamare il fluire del fiume Crati, dove poi emergono queste figure lignee sempre bruciate che sono una sorta di reliquie che camminano in questo fiume, una sorta di omaggio a Cosenza. La mostra di Negro rientra in un ampio e ambizioso progetto che si propone di fare rete tra le diverse realtà museali della Calabria. Questa iniziativa rientra in un progetto che mette in rete i musei archeologici e il Marca di Catanzaro, quindi si crea quella rete a cui io tengo particolarmente perché penso che sia importante che i musei dialoghino tra di loro e poi perché c'è questa contaminazione tra antico e moderno che comunque è un fatto importante, è un modo per far rivivere anche nell'arte contemporanea la collezione archeologica permanente del museo. Ora lo sport ci porta a Vibo Valentia perché quest'anno il campionato invernale di vela d'altura è organizzato dal Circolo Veico Santa Maria e festeggia 10 anni. Vediamo qual è la situazione nel pieno della seconda manche che si concluderà nel mese di maggio. Anche quest'anno il campionato invernale di vela si mostra vincente, lo conferma la situazione di classifica dopo 8 prove disputate, punto cruciale perché secondo il regolamento dopo 8 prove scatta finalmente il secondo scarto per cui la classifica ora appare più veritiera, considerato che non si paga più per mancate partecipazioni, ritiri o squalifiche. Si delinea una lotta serrata nelle prime 2 posizioni tra Damanur, attualmente al comando, ed Essenza, a 2 soli punti di distacco, ma anche nelle posizioni successive. I concorrenti sono talmente ravvicinati che è impossibile fare pronostici certi, considerato che potrà subentrare il terzo scarto. Intanto per le prime 4 regate della seconda manche sono state riviste le classifiche in base ai nuovi rating ORC e sono state apportate alcune correzioni alla classifica in relazione alle miglia del percorso. La lotta si fa vincente anche per il settore vele bianche. Qui a farla da padrone è Ariel con più prove disputate, seguita da Thinking About, ma Strega Rossa è una new entry decisamente competitiva, per cui si può dire che tutte le soluzioni sono ancora possibili. I prossimi appuntamenti, almeno 2 su 3, saranno all'insegna del vento consistente, per cui diventerà cruciale non fare errori di conduzione e gestione più ancora che avere il passo. La regata costiera invece premierà la velocità e la tattica per avere un ventaglio di opportunità che tenga conto di più componenti che possano contribuire alla determinazione della classifica. E torniamo sulla notizia del crollo del palco di Laura Pausini a Reggio Calabria perché secondo il giudice monocratico di Reggio Matteo Armellini è stato ucciso a causa di mancati controlli e omissioni. La sua vita è stata schiacciata da un palco che non si poteva montare in quel dato modo, fra l'altro in una struttura, quella del Pala Calafiore, non idonea ad ospitare un concerto. Lo sostengono in una nota la CGIL Calabria, la CGIL nazionale e la CGIL di Reggio Calabria Locri. La giustizia, aggiungono, ha individuato dei responsabili affermando che Matteo sarebbe ancora fra noi se ciascuno avesse svolto con perizia il proprio lavoro. Adesso vediamo le previsioni del tempo.
Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Persiste l'azione stabile dell'anticiclone sul Mediterraneo centrale. Ad ovest il minimo depressione aereo sul Marocco tende lentamente a muoversi verso est, spostandosi sul nord dell'Algeria per la giornata di oggi. Probabilmente risentiremo in parte dei suoi effetti nella seconda parte della settimana. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, soliti cumuli pomeridiani sui rilievi senza fenomeni di rilievo e qualche velatura potrebbe interessare i settori tirrenici alla seconda parte della giornata. Temperatura in lieve aumento. Passiamo ai mari e ai venti. Domani venti calmi o deboli di direzione variabile ovunque, con mare calmo, quasi calmo il Tirreno. Calmo lo Ionio, localmente poco mosso il settore crotonese. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.